innamorata sei ancora così, ci innamorata sei tutto per me, ma guarda e sento sto cuore tremare. Sta camicetta volesse straccia, sei una creatura che mi piace assai, ma questo cuore con l'amore tuo, e quando giorni da chi su ci fai, fra una risata e un attimo d'amore. Allora, senti, soltanto in poche parole, In in poche parole voglio sapere, che io già conosco, però diciamolo per quei pochi che non conoscono e che non sanno di te, come è partito tutto, cioè il primo approccio con la musica, proprio il primo. Io guardando questa trasmissione stamattina, cioè presenziando in questa trasmissione, Sì. mi viene in mente proprio come sono nato io, perché io sono nato attraverso, cioè ho vinto un cantaradio, si cantava in diretta telefonica, fece un concorso e in diretta telefonica io mi classificai al primo posto e da lì, che all'epoca poi ci stava mia nonna che insomma seguiva le radio, gli Sì. abbonamenti, ricordi, Sì. i tesserati, tutte queste cose qua, Ok. c'è la radio, quella là diciamo tradizionale, Doc. insomma, radio napoletana. La radio libera. La radio ecco. libera. E quindi praticamente mia nonna che era appassionata, insomma, che era come si diceva prima, la direttrice, la madrina. La madrina artistica. La madrina artistica di questa emittente Sì. e quindi chiaramente, unitamente al titolare, dicevo, avete visto vostro nipote, che bella voce che c'ha, così, là, insomma. ok. E da lì comunque fecero questa trasmissione, mi classificai al primo posto Sì. e da lì feci il primo 45 Che giri. ti diedero una coppa, che ti diedero un cavallo, Quel trofeo, anche se diciamo ce l'ho già allo studio, no? Che è un pochettino, sai, tutto appeso perché Sì. la vita si è sono passati 30 anni. chiaro, passa. però per me ha un valore eccezionale perché diciamo è il mio primo pantalone messo a livello artistico, diciamo, hai capito? Quindi pure che è rotto, pure che è scassato, Ma da sta là. a destra là. Allora, restiamo sempre negli anni '80. Mani sul pianoforte, canta dal vivo Leo Ferrucci. Morirò, morirò, lo sai che morirò, se ti perdesse non sia mai a no. Senza te, chi fosse senza te, avrei bruciato un'esistenza a te cercare su questo mondo tuo. Ma non mi arrende mai e te lo giuro che ti troverò. No, devo dire la verità, i paragoni non mi piacciono molto, però Leo Ferrucci mi ha sempre, per la musicalità intendo, mi ha sempre ricordato molto Gianni Bella, ma moltissimo, veramente. Più ci pensa più mi viene voglia di lei, anche se Allora, senti, e poi c'ha un repertorio di canzoni d'amore belle e sentimentali, però poi c'ha anche delle cose un po' più, no, scherzose. E come ti vennero in testa i bacetti Perugina? Cioè, a me e a te ci vengono in testa sempre, la gente può immaginare perché. devo Sì. dire una cosa, cioè, sta canzone, sai com'è nata? Io stavo facendo il disco dove alla MIDI Studio, perché Sì. io programmavo alla MIDI Studio con Baldares. Sì, Praticamente io feci il motivo na, 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 e chiaramente stavo mettendo una voce così, cioè, un motivetto per far sì che, insomma, per vedere un attimino l'arrangiamento come suonava. All'improvviso su un foglio, là sopra stava un foglio, me lo ricordo benissimo, un foglio, chissà chi era, cioè, chi stava cantando, chi era, cioè, non lo so, comunque stava un foglio là su e io comunque con la cosa degli occhi, sai, e ci stava proprio due baci Perugini. Stava scritto là sopra. ma Cioè, pensa te, fare la fortuna con un testo di un altro. Perugini, ma t'ho portato due baci Perugini e di te bigliettini ti amo da morire. No, sarebbe bello sapere di chi era quel testo, perché Non lo so, cioè, non c'era... perché tu leggi lì sopra due baci Perugina e poi da quel testo nasce una canzone di successo che è un'altra. Bravo. Da lì insomma io ho preso proprio il titolo, cioè il capoverso come diciamo noi nel gergo nostro, un capoverso e quindi chiaramente da lì nacque tutta la situazione. Senti, facciamo una bella canzone però sentimentale degli anni '80, fanne anche un po' di più, insomma, strofe e ritornello, me le stai dando proprio col contacucce. Gli anni 80, quasi eravamo all'88. Quindi quasi alla fine. 88. Poi siamo andati vogliamo andare un po' più avanti? Chiudiamo gli anni '80 con la cosa più sentimentale che c'hai, che ti viene in testa di quel periodo.
Io sto perdendo solo tempo insieme a te, sto distruggendo le mie ore, sai perché tu non ci credi a chi sta amore, la verità non la vuoi dire. Quando nasci non ti batte il cuore più e mi concedi solo che mi vuoi tu. Fumi soltanto e quando male te fa, soltanto Dio lo sa. Mi piace assai. Allora, tra una cosa e l'altra, adesso, visto che c'è questo disco nuovo uscito prima dell'estate, mi piace il titolo, In poche parole, credo che sia molto Leo Ferrucci, cioè in poche parole... In poche parole ho cercato di racchiudere le mie emozioni, il mio sentimento, perché io sono una persona molto sentimentale, romantica. Sì. Anche se oggi secondo me si fa fatica a creare, cioè, diciamo una persona molto romantica viene un pochettino sminuita. Cioè, cioè, io questo dicevo, che mi trovo in diciamo, in un'area molto bella da dialogare. Sì. Quello che, perché ognuno di noi, diciamo, quando ci fanno le autocritiche, le cose, cioè noi secondo me non riusciamo, cioè la gente non si emoziona più come prima nelle canzoni, per questo diciamo ci si fa fatica, prima ci si emozionava di più, cioè prima si diceva, che ne sai, ti amo, non l'hai mai detto, ti amo. Adesso, cioè, visto che è una cosa, amo, come stai? Così, cioè, non è più, diciamo, quella cosa. Io ho pianto quelle canzoni, penso io, pure qualcun altro, cioè, si piange nelle canzoni. Adesso invece penso che la gente c'è un pochettino più, come devo dire, non entra più in questa fase, diciamo, molto profonda. Hai capito? Come se i sentimenti... Prima con la canzone si corteggiava una donna, magari passava sotto la finestra, insomma, con la voce alzata, cioè, mamma mia, capito? Oggi è come se i sentimenti avessero perso tutte le parole, insomma, è come se le parole non fossero più così importanti. No, oggi se dici vicino a qualcuno, Maronna, come tu voglio bene, ma tu a quando loro dici, sto fa, cioè, non c'è più un modo di quasi ci mettiamo vergogna di non sai manifestare più come far credere a una persona che veramente ci tiene, capito? Allora, questa è la cosa. Tra una cosa e l'altra entriamo un momento nel disco nuovo di Leo Ferrucci, il Sergio alza il cursore e io metto una traccia a caso. Una traccia Ora racconto che succede quando te persone si conoscono. Canta Leo Ferrucci e ci azzecca con quello che stavamo dicendo. Allora, è un po' quello che raccontava insomma Leo Ferrucci. Lui ha una capacità, in questo devo dire anche gli autori ai quali solitamente si rivolge, in questo disco Liberato a Prea e Casaburi, che poi tu hai liberato, insomma, l'avete fatta nera, ecco. Sì, allora, lui questa entra... qua è il testo di Casaburi, che è la musica di Leo Ferrucci. Allora, lui entra veramente nel dettaglio, e per uno appassionato alle parole come me, cioè amore è quando tu per il mio compleanno fai la torta e che sta torta non viene buona. E questo è un fatto preciso, no? È una fotografia precisa e qualcuno direbbe, ecco, questa è la classica fotografia neomelodica, bella, perché tu mentre immagina la scena, no? Un po' anche Uomini e donne di Maria De Filippi, perché tante volte nei filmati, in quelle che voglio dire che tu comunque alla fine, anche se l'importante è il pensiero, cioè la buona volontà nella cosa, ci fate una torta, non faccia la pasticcera. Certo. Non c'è lei. Perché immagina questi due innamorati nella cucina, no? Lei tutta contenta, caccia questa... Eccolo qua, scusate, ogni volta che sto per dire un fatto serio, buttatelo fuori. Penso anche questa cosa qua, però è pure bella la scena che comunque alla fine, anche nell'amore, prendi la torta e c'è... Sì, ma alla fine, quando lei caccia questa torta dal forno, e la torta è venuta uno schifo perché si è bruciata, e tu sei follemente innamorato di lei, che fai quando lei ti fa vedere la torta? La abbracci, la baci? Chiaramente. No, perché comunque in quel momento basta il pensiero, dice ci hai provato, tu non sei una Questo è il pasticcera. discorso di prima, invece oggi sai che si fa? Mamma, ma che hai fatto questa torta? No, vabbè, insomma, questo è il discorso di prima, sì, che non capito, non ci si apprezza più pure l'azione. Certo, allora arriviamo agli anni 90 e poi ci teletrasportiamo, volevo dire alla regia, che tra l'altro vedo che stamattina la regia è vintage. Scusami Leo, perché ho visto prima un attimo degli effetti che mi ricordavano gli anni 90. Mi mettete quell'effetto, tutta quella roba che avete messo prima, mentre Leo canta, così facciamo proprio la televisione del 94, una roba antica? Grazie, anni 90, Ferrucci dal vivo.
e mi appartiene, io ti giuro, non mi ti voglio bene dalle quali, mamma mia, quando sto solo tu non sai che può condividere, non guarda manca una guagliona mezza mia. E mi appartiene che a te da luce mia e senza te si ferma pure la vita mia si tiene a freva vicina dove sono qui t'asciutti in lacrime chi sta carcerato cerca sempre un compagno chi sta carcerato già si sente abbandonato come a me. In quale disco sta questa canzone? Nel disco Magica Donna dove sta pure Mappattino questo qua. Ah sì? Quindi insomma 95 questo. il disco del grande, no? Che è cambiato qualcosa da quel disco o no? Ma diciamo che questa è stata l'ultima carta giocata, perché io avevo fatto, che qualcuno crede che Mappattino fosse il primo... Sì, il primo disco, e invece io prima di Mappattino ho fatto già 5. certo. Il primo lo feci con il maestro Carminale Fortezza, il terzo con Gigi D'Alessio, e poi al quarto praticamente comprai il computer, l'Atari, l'ST1040, Sì. cioè ti già se riesco a farmi il disco da solo. E lì, adesso... E da lì, poi chiaramente ricevendo pure, non so posso dirlo, abbiamo un pochettino di qualche mortificazione, perché fai un disco, ne fai un altro, non riesci insomma ad emergere. Chiaramente gli amici, così, ma perché non vai a faticare che è meglio, fai spendere i soldi a parte, da così a così. Allora giustamente la parola che si usa mo ancora, vai a faticare, guarda lei... chiaramente ma io non Hai toccato un tasto dolente, vai a faticare. no, ti posso dire una cosa, Sì. ma io ho lavorato, Sì. ho fatto un sacco di, io nel disco c'è una canzone, Pane e Canzone, ho fatto vedere tutti i lavori che ho, tutti, Sì. a fare caduto, Sì, muratore, meglio certo, dire. chiaro. Muratore. Ho fatto l'elettrauto, Sì. il meccanico, il gombista, il barbiere, il barista. sì. eh, Senti, Leo... come si dice? Un gas in macchina, come si dice? sì, ma tu hai faticato per tutta la musica napoletana? No, io Sei- lavoravo, ecco, ma se io domani mattina non funzionassi, no, fortunatamente non è il caso, però io non ho paura di mettermi la tuta addosso e che ne sa, ci metto a pitto guancillo oppure... Ecco, e perché io vengo da quei principi, sono una persona molto umile Sì. e quindi vale a dire che non ho paura. Se rimane a mattina succedesse, che ne so, che dobbiamo partire da capo, pure che non ho più 20 anni, Sì. però chiaramente io mi metto là e mi metto insomma, a fatica perché alla fine vengo dai principi, capito? Cioè, Ho capito. non sono uno che io viene prima la mia vita per poi cantare, e poi cantare. non viene prima il canto. Fatene tesoro di queste parole di Leo Ferrucci, sì, mi devo teletrasportare, ho capito, mi devo teletrasportare e tra poco faccio entrare, dopo il teletrasporto, faccio entrare anche Fabrizio Ferri, ecco, è il nostro primo uomo. Che poi volevo concludere la cosa, quando cioè, perché così, perché là, io mi sono giocato l'ultima carta, ho detto, la stavo lavorando, mettendo il gas nelle macchine, io all'improvviso scatto in me quella cosa, sai, di rabbia, cioè non è possibile, perché poi chi me lo disse, lui aveva il posto di lavoro e cantava per hobby, all'ultimo profumato, cose la sera, sai, cantando i gruppi, sai, e chiaramente certi come chissà, mi andava vicino a me stufa, allora io mi andai a casa, cioè andai dal titolare e ti senti, non mi ricordo come destra, Ciccio, io domani non scendo più, perché cosa ti ho fatto? Perché non ti tratto bene così, non scendo più per una cosa mia, scatto in me, cioè l'ultima carta che mi devo giocare, feci 17 canzoni, 6 mesi senza uscire di casa, veramente uscivo solo, diciamo, sai, 5 minuti, sigarette, però mi impegnai, cioè, dove sta il disco, cioè il disco Magica Donna, dove stiamo a partire, chi sta carcerato, Magica Donna, appunto, ci siamo innamorata pazza nuova versione, cioè, comunque il disco che poi, se non era così, cioè, se non faccio successo, no? Mai più. Fatene tesoro, ci teletrasportiamo e torniamo tra pochissimo. Stamattina sono sceso con 4 gerani in tasca.
perché non mi voglio appiccicare. Tra E poco poi Fabrizio nel corso Ferri- della carriera ho avuto il piacere, Sì, il piacere, o aspetta. il piacere di conoscere... Aspetta Leo, i tasti dolenti li tocchiamo dopo, ci dobbiamo teletrasportare, grazie, facciamo presto che c'ho tanto da fare, grazie, torniamo tra poco, non mi voglio appiccicare, sentite già, parla in continuazione. Si può pure perdere, no? Corona Pace, si può pure perdere. Dice, però oggi perso con la squadra che, insomma, che ha sempre vinto. Guarda che è un fatto Oh, coerente. mi ha abbassato il volume, che fa? Hai visto? No, è perché sto cercando di mettere Allora, Valentina a livello. Vai, Leo. Visto che loro si conoscono benissimo, insomma, e quindi canteranno, il maestro suonerà Ferrucci, lui canterà un po', però adesso in silenzioso Che squadra che silenzio, abbiamo fatto oggi? Che in squadra? silenzioso silenzio, ascoltiamo un pezzo sentimentale di Leo Ferrucci, eravamo agli anni 90, ci restiamo, ecco, anche perché vedere zitto Fabrizio Ferri è una soddisfazione immensa. Prego. Viene qua, facimma pace, io ti aspetto a braccia aperte, per me è sempre la prima volta e non è cagnato niente, tu sei stata sempre qua. È impossibile sta solo, se può scifare da capo, pure se mi è capitato, tutto questo mi è bastato, poi mi innamorare di te, Oh, mamma mia. Mi alzi un po' sì, perché allora, ma poi hai lasciato a zero. quindi- Così va bene? Così va bene? Un po' in più, Un po' in più. Sì, Vedi che No, siamo... ma non è questo secondo me, per cui... È questa, No, è è questa qua, è questo questa qua, qua, è questa qua, questa qua. Vedi bravo. che siamo Sergio, proprio Sergio, fratelli ti io e te. ricordi quel mixer? Bim, 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 Ben, bom, ben, bom, ben. bom, Vieni bom, Consuelo bam, tesoro. bam. Allora adesso volete provare a fare... Ciao Consuelo, ciao, buongiorno. Allora, volete provare a fare la prima cosa insieme? Non ci sono problemi, che siamo qua. Ecco qua. Allora, devi cantare in questo microfono mantenendo la distanza, grazie. Adesso si mettono d'accordo, intanto io mostro Ma para ieri, ecco, questo è il Grande nuovo... successo, adesso vado a cantare però. Grande Vedi successo. se la tonalità è buona però, perché poi no. Tu per me sei assai importante, sei più bello di tutto quanto, insieme a te capisci danno e forza pure più, siamo resti al lato tuo, insieme ai santi ti aspettassi, e poi mi spartissi paradiso insieme a te, tu per me sei tutte cose, pensa a te vestito di sposa, con una vela bianca rinda a chiesa insieme a me, e poi in coppa a due convite, noi scrivimmo questo amore, che nessuno mai può cancellare. E qui fu Napoli, ce l'ho solo io, ecco, ce l'ho solo Non io. dimentichiamo che questa è stata scritta e musicata da Liberato Aprea e Leo Ferrucci, uno dei tanti successi di Fabrizio Ferri. Parecchi. La Maricere. E lo stai dicendo? Papero, tu Lo stai dicendo. Allora, quando mi appiccia per te sto troppo male, perché sto bene non stia assai diverso, chi ne là è sempre stesso, non c'è sta che tale quale a te, vicino a te sta vita mia ma si è cagnata, perché sto bene grazie a te non mi è mancata, e voto penso che non c'è stesso, che sta amore a chi ci voresse, forse nata che assomiglia a te. insomma,
poi c'è sto specialino che ci risponde in mano. Ma mi state rendendo felice. Allora, volevo leggere un po' di persone. Già stiamo a 2 canzoni. Allora, Leo, siamo Simona, Valentina, Francesca, Teresa, Rosa di Cancello Arnone, saluto mio zio Rosario e tutta Carinola. Poi sono Antonello da Napoli e volevo dire a Leo sei sempre nei miei pensieri. Grazie. Ma a me mi ci viene su. È un momento, Tu mo sei arrivato, il tempo che... Sto qua. È il primo uomo. Non vuoi geloso però. È il primo uomo. Allora, sono Daniela da Secondigliano, vorrei dedicare un brano di Leo al mio amore Emanuele, poi sono Imma da Melito, per mio marito Rosario Leo Ferrucci, ciao sono Giulia da Marano, un brano d'amore di Ferrucci per il mio amore Giovanni, vorrei dirgli che lo amo e che si deve fidare al 100%. Lui di lei. E pensando alla storia di fidarsi al 100%, ti viene in testa qualche canzone tua? Fidati di me, una cosa... Ti amo, non lascio marito, ti amo, tutti che mi sentono scemo, ma voglio con te restare insieme, ti prego spiegami, ma che ci hai fatto a questo cuore? Che parla solo che te, non l'ho mai considerato, sti 5 lettere, ma saccio dicere ti amo, grazie a te. E fidati al 100%. Sono un uomo fortunato e voi dei telespettatori fortunati perché stamattina vedete delle cose successe mai. Allora ci teletrasportiamo, poi dopo il teletrasporto abbiamo un bel po' di tempo perché non metto in onda lo spot di Fabrizio Ferri, quindi fino al punto 40, beh, insomma stai qua, quanti spot devo fare? No, già venerdì scorso, diretto, scusatemi un attimo che vi interrompo, già venerdì scorso l'anno passato su spot, ci fatto mezz'ora d'ospite, che mi fu venerdì? Sentite, Allora, chiudete Fabrizio Ferri in una palla, c'è un effetto palla, gentilmente? No, non fa effetto questa palla con lui. Sì, no, guarda che fa effetto. Se la regia me lo chiude in una palla. Guardate che palla. Vedi che esce un po' fuori, vedi. Ci teletrasporta. Qua Leo, se c'è qualcuno che esce fuori dalla palla siamo io e te. Noi ci buttiamo la Non ci zappa. trasiamo proprio, non ci andiamo. Ecco, trasportate, basta, fermatevi, cambiate, sì, un momento, fermate. Tutti gli anni 90 negli effetti di stamattina, adesso ci teletrasportiamo e poi torniamo Fabrizio Ferri e Leo Ferrucci dal vivo, o Leo Ferrucci e Fabrizio Ferri dal vivo, insomma, o live, che è meglio perché dal vivo sembra che... No, faccia così, faccio il segnale, vai Nico. Ecco, bravo, sì. Torniamo tra poco, restate con noi. Allora, di certi dischi ti restano in testa delle cose. A me stu parara, come che fa? Quello è proprio questo che abbiamo... Sì, è forte, lo sai. memorizzare alla gente. Tra l'altro questa è una canzone tua con Liberato Aprea. No, questa è con Bruno Gallo. Ah, questa è con Bruno Gallo. Molto bene. Allora, adesso... Ma certo, prego, nel microfono, grazie. Ecco qua. Scusate, schiarisci. Fabrizio Ferro. Allora, innanzitutto Fabrizio Ferro per me che non è più forte di Napoli, io faccio grandi eventi. Ma tu lo sai che stanotte all'1:30 mi ha mandato un messaggio, ma non lo faccio. Allora, tutti gli artisti, a Casa Music, facciamo grandi eventi, a Foggi attacco cuccare poco, frate. Allora, ciao Ferri, sei bellissimo, complimenti per le tue canzoni, un saluto al poeta Leo Ferrucci. No, mamma perché prima di te perché ti sei emozionato? No, è perché ricapito, ma mi sa rete. Lo vedi perché ma io la fatica, capi? Oddio, mi ha fatto. Hai ragione a cantare, bascia tu amico. Allora, un saluto al poeta Leo Ferrucci, grazie da Barcaturo. Baci, vi amo. Volete si possa fare la trasmissione? Va bene, ok. Ferri, sei molto carino, sono Concetta, mi dedichi un brano, baci. Quando uno dice sei molto carino... Carino è più importante di belle, attenzione, direttore. Salutiamo Enzo Lucarelli che ci ha chiamato. Ciao Enzo, un bacione. C'è vicino un bacio, fra. Dice, posso dire la trasmissione per la camisa, un battò? Buongiorno a voi e un buongiorno per mio marito. Sì, Luca credo. Luca, scusami Consuelo, scusami. Certo. Che tengo anche lente stamattina. Da Loredana, da Marianella. Io tengo la vista, queste sono per bellezze. No, sono per bellezze. Tengo pure il lente Peppino di Bernardo a casa. Da Marianella. Tu sei il sole che mi riscalda, Ferri, ma basta tu. Ma basta tu. Ciao Leo, sono Concetta da Scafati. Volevo dire che hai
degli occhi bellissimi. Grazie, grazie. Sì. Grande Leo. Gli occhi bellissimi e bravissimi, un brano a piacere per voi dal mondo e neomelodico. Sì, ecco. Grazie, Ogni grazie tanto di Nico fatela pure un applauso da su. Sì. Oggi è freddo. Ciao a tutto lo staff, siete fantastici. Un bacio a Leo e a Ferri. Da Grazie. Mario Da Mario Leatico. Leatico e Salvatore Polito. Sì, Salvatore Polito. Prendo pure se sapranno una sigaretta. Benissimo, Gumbo. Avete chiamato tutto a posto, ci no a me ma vota a capo, tu pario. Ciao, sono Arianna, vorrei ascoltare un brano a cappella da entrambi Sì. gli artisti. Stiamo cantando io. Scusa, c'è il pianoforte, perché dovrebbero Sono cantare? Simona da Casalnuovo, Ferri, sei bellissimo anche tu, Leo. Grazie, grazie. Che sei importante, perché se appena dici si brucia ma ce ne via, chiamo. Siete mitici, grandi, volevo chiedere, inviate anche la grande, indimenticabile Nunzia Marra. Sì, Per l'amor di vogliono Dio. qui, vogliono che venga anche Nunzia Marra, anzi se Nunzia Marra ci sta guardando, perché no? Insomma, o Cardil, mi ricordo di cose del genere, insomma. Bene, ma adesso ti prego, Consuelo, Consuelo, non rimani un altro poco qua, non all'una e mezza cascare, finisce non la cascare. trasmissione. Allora, Adesso, adesso Leo Ferrucci accompagna Fabrizio Ferri o Fabrizio Ferri accompagna Leo Ferrucci, no, non lo so, fate voi, è il famoso accompagnamento, ecco. Si canta dal vivo. allora, questa è una canzone che a voi piace tantissimo. Già so cosa stai per cantare. Sì, so che è una canzone che sta molto al vostro cuore. Sì. E io ve la dedico veramente con tanta stima e affetto da parte mia verso di voi. Grazie. E non sto pazziando, mo. Grazie. Tu stai vivendo da donna matura, non puoi capire, che sei ancora creatura, sei troppo giovane ancora, a questa età non si muore, giuro lo cuore con una mascatura, se si dorme tu metti giù muro, poi freddo e senza calore, tu non lo stesso dell'amore. Straccia le jeans e poi mettere già e mi ricordo la moda e quel profumo tu non li usa e ogni cosa che poi che non T'ha fatto Ti faccio cantare insieme a me perché sono canzoni tue, perciò mi permetto di fartele cantare. Questo è un altro meraviglia. grande capolavoro di lui e liberato a Prea. Che quindi- meraviglia, che meraviglia. Questa qua pure, vai, un'altra vai, all'inizio vai, e vai, poi vai, 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 vai. Fammi la capire che questa vita mia abbraccia a te e da fornire Si rindo cuore tu e a notte posso dormire, si pure un attimo in eternità volesse morire, noi ora ne prima che non ce la venisse sai, non rispettasse a Dio ma ci desse pure, perché su lì non mi filasse sta. Sia cosa più carna, tu sai feroce ma questo sei finale tu. ricorda che stessa anima e te O zucchero filato. Siamo fortunati. Zucchero filato, devo dire che stamattina siamo nello zucchero. Sì, il zucchero. Mi fanucchia. Volevo salutare Anthony che mi scrive stai rindo tuoi e lo puoi dire ad Chi è, alta chi è, voce, chi è? Anthony. Ciao Anthony, un bacio forte. un Allora, bacione anche da parte mia. andiamo avanti? Andiamo avanti? Una canzone di Ferrucci. Una canzone di Ferrucci. Adesso facciamo una canzone di Leo, Leo, una canzone tua, buona giornata a tutti, il mondo è neomelodico. Ferrucci, sai che mi canta? Scarpe, camicia e gilet, mi vesti più bello. Invece noi camminammo in danate, con cuore e l'anima abbracciate. Lo primo giorno ci abbiamo amato, noi ci siamo realizzati, cioè una cosa si mette. Sì, bello Ferrucci. Noi e due pazzi innamorati, che si vanno che sono nati.
giornate, mezza tanta camminata, quando moda hanno giurato e non ci lascia mai più. Allora, tra poco Consum mi porta i vostri messaggi e intanto però ci prendiamo solamente qualche minuto di pausa se El Sergio alza il cursore a proposito di Fabrizio Ferri. Ma basta tu, da questa mia nuova incisione intitolata Ma Paraire, che grazie al nostro Signore sta andando veramente alla grande. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e in particolare al mio arrangiatore Leo Ferrucci. Siamo nel disco di Fabrizio Ferri, il nostro primo uomo con noi ogni venerdì, poi tra l'altro mi ha promesso di fare un video stile Bublé con tanto di coreografie e corpo di ballo. Certo, devi farlo vedere. Ma quindi lui ogni venerdì è il nostro primo uomo, hai capito? Okay. ogni venerdì per un po' di venerdì. Arrangiamenti. Sei scontento di questa cosa? No, stavo pensando di venire qualche altra volta. Ma Leo, ma tu puoi quando vuoi? Tu quando vuoi? Ci tengo a dire tu quando vuoi, soggetto tu. Allora, sei un grande Fabrizio, sono Ernesto, l'amico di Maciste, mi dedichi per il mio amore Manuela e per il mio piccolo Eddie una canzone. Poi sono Terry, Biffardi, cuore matto, vorrei dedicare un brano a piacere per il mio amore Rosario della Rocca, un saluto a Ferri e a Leo. Anna da Torre Annunziata, un brano a piacere per mio marito Michele, amore ti amo sempre di più, Leo e Ferri siete bravissimi. Grazie. Daniela da Marianella, vorrei dedicare il brano E m'appartiene di Leo per il mio amore Emanuele e Ferri ma basta tu. Jessica da Marigliano, vorrei essere dedicata da Leo un brano a piacere interamente per me e dirgli che è bravissimo ed è anche bellissimo. Grazie. Ma questo l'ha messo tu? Allora, poi un bacio a Ferri e a Ferrucci, siete unici, da Concetta da Pietralcina. Sono Giovanna, la figlia di Francesca, Las Briciolas. Ciao Leo, sei grandissimo. Un bacione grandissimo. E Ferri si troppo bella. Ecco, Ferri si troppo bella. Buongiorno, sono... No, diare mai stamattina ma stai facendo con cavalluzza bianca. Stai in evoluzione, guarda la maglietta che c'è scritto. Qua. Evoluzione o rivoluzione? Volevo rispondere ancora. A Gitta Mari, quando vedi che mi abbia fa vecchia, ma ti trova una fatica. Capito? Però è vero, guardate, io non so se la telecamera riprende, se la regia mi aiuta. Guardate qua, girati un attimo di profilo, è vero, ci sono i capelli bianchi. Perché me la già nasce brizzola, Allora, adesso facciamo un po'... Allora, buongiorno, sono Loredana da Caivano, Ferri e Ferruccio, siete grandi, un brano di Ferri. Allora, poiché devo mettere una serie di dischi lancio, quindi fate un po' la radio, tra un disco lancio e l'altro, però facciamo un giochino, facciamo... vai. Ecco, allora facciamo il giochino del messaggio, del messaggio, anche tu, del duetto oppure di una bella cena insieme, no? Easy. Allora, Leo, ti volevo chiedere, con Alberto Selli ci andresti a cena insieme, ci faresti un duetto o un bel messaggio può salutare? Ma con Alberto di cui noi siamo amici e quindi praticamente ci siamo già stati a cena, quindi non fosse una novità. Non fosse una novità. Poi il resto che hai detto, la seconda? Allora, ho detto un duetto insieme o un messaggio può salutare? Un duetto insieme si può fare, magari si può fare, magari con ognuno, fosse bello però. Magari che ne sai, su ballo cavallo, ma appartiene. Come si mettono insieme un cavallo e ma appartiene? Praticamente, ma a partire sagni coppo cavallo. Mi sembra assolutamente giusto. Stessa cosa con Mauro Nardi. Che cosa faresti? Duetto, cena o un bel messaggio può salutare? Ma con Nardi diciamo noi siamo amici, ci conosciamo, solo che non ho avuto mai il piacere né di andare a cena né di magari collaborare artisticamente. Magari un messaggio può salutare. Ecco, un messaggio può salutare. Franco Ricciardi, stessa cosa. Franco Ricciardi, la stessa cosa? Stessa cosa. Tutti e tre, va con Franco Ricciardi. Tutte e tre, cena insieme, duetto insieme e un messaggio può salutare. Ok, tutti e tre. E perché tutte e tre? No, che ne so, mi è uscita questa, quelle sono cose spontanee. No, non lo so, questo nasconde una preferenza per No, Franco no, Ricciardi. non ho nessuna preferenza. Perché No, non lo so. Pure con Nardi potesse fare duetti. Perché quando vanno a mangiare fa 1, 6, 7, che stiaci. No, 1, 9 e 3, a papino in bocca a te. Bene. Allora, una donna, Emiliana Cantone, tu hai cantato con Emiliana Sì, Cantone, quindi il duetto l'hai fatto già, a cena con Emiliana. Io ne ho fatto tantissime Per Emiliana. diciamo tantissimi di duetti
Mo non lo so cosa vuoi... Sì, ma hai cantato in duetto con Certo, Emiliana come no? Cantone. Basta. Certo, in qualche modo, no, quello da lì è poi cominciata anche la carriera di Emiliano, giusto? Certo, certo. Ecco, quindi a cena insieme o un messaggio per salutare dopo tanti anni? Il messaggio per salutare ci siamo sentiti ieri e quindi ci siamo salutati. E allora devi andare a Il cena. duetto l'abbiamo fatto. A cena una cosa c'è ancora in sospeso, perché il papà Gigino, che abbraccio affettuosamente, al momento in cui abbiamo fatto basta tutto il resto, ci sta ancora un pollo in sospeso, pollo allo spiedo. Che lui deve offrire a te? No, ci dobbiamo ancora organizzare per questo pollo, perché io va a Campanzipo, pollo allo spiedo. Guarda, peccato che tu i capelli li hai persi tutti, perché altrimenti aspettando li facevi bianchi se aspettavi. No, non è così. No, non è così. Fortunatamente sia per lei che per me, insomma, i tempi si sono ristretti e quindi per questo, dai. Permettetemi un attimo, perché io devo suonare. Però fammi più belli domani, non mi hai stimolato. Un po' più... Come non ti ho stimolato? No, un po' più... Ah, sfidate, diretto. che ne sai? Allora scusa, fai una cosa. Cioè, niente di... Prima del disco lancio, stai zitta. Stai zitta. Prima del disco lancio, scegli tu un artista al quale manderesti un messaggio ma un messaggio però per salutare, per liberartene. Quando io dico un messaggio per salutare, vuol dire che te ne vuoi liberare, cioè uno che non vuoi nella tua cerchia. Non lo faccio. C'è qualcuno che non vuoi nella tua cerchia? Posso fare una chiamata così? Fai la chiamata. Pronto? Sì. Fabri. Mi hai scocciato. Stiamo oggi bene. Ma Abbiamo fatto quest'altro disco. Fate per fra lui anno, non ti voglio sentire più Diciamo perché... che non mi era ancora in base, ma fa presentazione. E fammi perché sta presente, hai detto bene, non si può fare. E il Sergio, alza il cursore, grazie, un po' di dischi, strofa e Non si può ritornello. fare. Allora, devo dire una cosa, 54 minuti dopo mezzogiorno, io dovrei far il matrimonio a Leo Ferrucci, ma, Vediamo un po'. ma il cosa... tempo... Un saluto. Sì, vai. Volevo mandare un bacio per mio cognato Patrizio con tutti gli amici di Vero Cuore con presto ritorno e un bacio per mia cognata Melina con i figli, un abbraccio forte di Vero Cuore. Ecco, allora, io non ho il tempo per far fare il matrimonio a Leo. Già leggi lì? Sì, aspetta, però facciamo fare un attimo, un poco, l'anteprima di un matrimonio, poi tanto torni e ti faccio continuare. Sai com'è? Adesso lo devi organizzare tu, devi decidere cantanti che si sposano, cantante organizzatrice, organizzatore cantante. Chi si sposa? Allora, chi si sposa? Natale Galletta Sì, con chi lo facciamo sposare? con Cinzia Oscar. Con Cinzia Oscar, insomma, accoppiata improbabile. Chi fa il prete? Sempre come cantante. Certo, ma anche un organizzatore può fare il prete se vuoi, anche un autore può fare, un musicista. Poiché lui è Fabrizio Ferri, facciamo fare il prete. Io faccio solo breve. Ma Leo, mica è una comica, vabbè, lui fa il prete. Hai detto A me mi stava faccio un po'. Non preoccupare. Allora, i due compari di Natale Galletta, chi sono e chi li fa? I due compari della Galletta facciamo fare a Nancy Sì, e Gino Coppola. e Gino Coppola. Invece i due compari di Cinzia Oscar, chi li fa? I due compari di Cinzia Oscar facciamo fare a Tommy Riccio Tommy Riccio e Emiliana Cantone. e Emiliana Cantone. Succede la guerra sul palco, ecco, ma visto che non ho molto tempo ci trasferiamo nel ristorante. Tu sei la testa di tutto il matrimonio, insomma, ci vuole un organizzatore o un'organizzatrice sul campo. A chi facciamo organizzare tutto? Un po' da segretario. insomma. A Ciro Caputo. A Ciro Caputo. A Ciro Caputo, molto bene. I tre cantanti che devono cantare per quasi tutta la giornata, solo tre. Qua dobbiamo scegliere. Certo, insomma, al matrimonio di Natale Galletta e Cinzia Oscar ci vogliono Franco Moreno, Franco Moreno, Mauro Nardi Mauro Nardi e Milena Cagliotta. e Cesim Salvata, direi. Insomma, abbiamo guardato veramente al passato, al presente, ovunque. Il maître, il capo cameriere, Il capocameriere? chi lo fa? Ettore Petralò. Ettore Petraroli. Poi ci vogliono tre camerieri, uomo o donna, poco importa. Il primo cameriere? Ciro Perna. Come Ciro Perna? Perché Ciro Perna? Ti sta bene Ciro Perna? Scusi, la già dici io o la dici tu? No, vabbè, ti sto aiutando. Vabbè, ma chi non lo vuoi, Ciro Perna? Sacco, Ma non lo vuoi. come cameriere. Fammi. Allora, il primo cameriere. Il primo cameriere lo facciamo fare a... Sì. È importante il primo cameriere, insomma. Sergio Donati. Sergio Donati, il secondo cameriere o la cameriera? Enzo Lucarelli. Enzo Lucarelli, il terzo cameriere che è quello che lavora di più, attenzione. Sì. È un po' il garzone. insomma. Luca Barbato. Luca Barbato è il garzone e siamo alla fine, decidiamo la bomboniera che forma ha?
Esagonale. classica. Che forma ci diamo? Esagonale. Esagonale? Allora, una bella bomboniera esagonale, poi uno decide che forma vuole dare. Ristorante, Ristorante, per fare pubblicità o in un ristorante? quello che vuoi, anche con la pubblicità va benissimo. Salvatore Alicella a mare. Salvatore, ma esiste? C'è sta Salvatore Alicella a mare e il viaggio di nozze, dove li mandiamo? Il viaggio di nozze lo paghi tu, Leo? Lo pago io invece. Certo. Dove mandiamo Natale Galletta e Cinzia Oscar? Allora, si A va Basci per al Royal il Studio, Studio. Dove? alla Royal Studio c'è una bella stanza, bella sistemata, proprio tutto. Ok, Che allora, un po' cacciaso. signori, 58 minuti dopo mezzogiorno siamo arrivati alla fine. Fabrizio Ferri torna venerdì perché è il nostro primo uomo e vedi tu. Però il matrimonio è incompleto, perché poi sapevo, cioè, No, devo ma dire tu pure i devi compari. tornare. Allora, perché là di io e là, lui abbiamo fatto in una vecchia trasmissione televisiva che si chiama una sola, fammi una domanda proprio, uno proprio che ti esce adesso, proprio che la proprio. Ma se tu dovessi fuggire su un'isola deserta e all'improvviso il Signore facesse sparire tutte le donne e quindi a quel caso gli uomini sono l'unica risorsa, con chi ci andresti? Con Maurizio Costanzo o con Fabrizio Ferri? Due sette senza acqua, ferro cammi. Vabbè, sicuramente con Fabrizio, sicuramente che mi diverto pure, poi capito? Che con Però Maurizio con Costanzo- Costanzo che dopo quando tornasse per esempio da casa si sta a fare la vicina. Sta più a No, Calais. no, è meglio così perché poi siamo più noi così, là devi un attimino. Siamo più noi. Che può Però, essere- però la potevo dire. Non tengo tempo. Allora, noi ci ritroviamo la settimana prossima, ci sono un po' di cambi la settimana prossima, ci trovate su qualche canale nuovo e per esempio se ci ascoltate e ci guardate su Teleurania tutto resta uguale, canale 171, Marzian TV tutto resta uguale, canale 636, Teleblu e tutto resta uguale e poi c'è una novità e da lunedì a Picciata Televisione e insomma ci vedrete. L'ultima cosa che voglio suonare, sfumatela appena volete, volevo dedicare un pezzo a Leo Ferrucci, Gino Paoli, visto che secondo me ci sono molte affinità. La gatta, a lunedì, buon fine settimana!